Calabretta, mister della Ionia Riposto, Ionia che partecipa ai campionati dilettantistici soprattutto con i bambini, quindi un modo assolutamente diverso di proporre un calcio che probabilmente adesso non appartiene più. Quello vero lo lasciamo ai grandi, quello dei piccoli è molto più intenso ed è anche pieno di soddisfazioni. Come hai detto tu, sì, il calcio dovrebbe ripartire dai più piccolini. Se vogliamo una rinascita del nuovo calcio in Italia a livello dilettantistico dovrebbe ripartire dai piccolini. Noi siamo una società che si affaccia al calcio è il secondo anno, siamo affiliati al prodotto Juventus Academy e abbiamo circa 200 iscritti e siamo stati eletti dalla Juventus al secondo anno come nelle 30 scuole calcio migliori su 90 che sono affiliate sul territorio nazionale. Il nostro progetto è fare crescere i bambini. Noi siamo qua con i bimbi, come vedete questi bimbi sono del 2004 e partecipano al torneo del 2003. A noi non interessa, vincere piace a tutti. Questa è una bellissima cosa, complimenti. Vincere piace a tutti, però a noi interessa. Io ero arrabbiatissimo ieri, ho visto giocare i miei bimbi perdere 8-1, ma non era il risultato perché c'è stato un blackout, non giocavano la palla, non si divertivano, non hanno giocato come dovevano giocare. Quante categorie fate come settore giovanile? Allora noi andiamo dalla scuola calcio, dai piccoli amici fino ai giovanissimi, al settore giovanile scolastico abbiamo giovanissimi provinciali e gli allievi. La scuola calcio deve nascere senza un progetto di lucro, anche se poi dopo chiaramente la struttura ha dei costi che devono essere però mantenuti. Noi facciamo pagare l'indispensabile, figurati che ci sono tanti bambini che gli dovremmo dare qualcosa di soldi a loro per la disponibilità per pranzare, per cenare, però sai, la scuola calcio inizia principalmente nel sociale, sei messo nel sociale e ti dico una cosa, io certe volte guardo questi ragazzini e non so che darei per ritornare alla loro stessa età, soltanto che noi vivevamo un'altra realtà, loro vivono queste realtà che sono delle belle realtà oggi, contatto con altre società. Anche se spesso e volentieri i ragazzini un pochettino vengono distratti da tanti altri interessi, forse questo non succedeva almeno 20-30 anni fa. Oggi sì, è difficile. Guarda, io mi sono prefissato che alleno, ho detto al presidente, gli esordienti a malapena allenerò gli esordienti perché i giovanissimi e gli allievi è difficile perché oggi il ragazzino è distratto da tante cose, è distratto da tutto quello che gli viene offerto al di fuori del calcio. E quindi ti manca l'allenamento perché deve andare a giocare con la PlayStation, ti manca l'allenamento perché deve andare altri tempi. Sì. Il grande obiettivo della società a questo punto, per chiudere? Niente, il nostro grande obiettivo, il mio sogno è vedere uno di questi bambini un giorno dire la mia società era e il mio mister mi ha dato tanto e di incontrarli e farli crescere uomini sani e portarli a un buon livello. Se loro ne hanno stoffa, perché no, fargli fare la strada del professionismo. Parliamo con Damiano, un giocatore di una società importante, la Ionia di Riposto. Allora, avete perso, ma l'importante era solo partecipare. Sì, ho ragione anche a giocare bene per non fare anche brutta figura. Vi è piaciuta questa bella struttura del Calcio Catania? Sì, tantissimo, anche perché è una società molto famosa in tutta la Sicilia e tutta l'Italia. È anche bello il campo di calcio in sintetico, quindi si è giocato a calcio. Sì, veramente, una bella struttura. Posso chiedere qual è il vostro sogno? Chi vuole diventare un calciatore professionista? Tutti. Tu come ti chiami? Giovanni. Giovanni, che ruolo giochi? Centrale e a destra. Attaccante. Attaccante. Tu invece ti chiami? Samuele Cannavò. Che ruolo fai? Difensore destro. Attaccante, difensore. Vabbè, Centrocampista. non esistono ruoli. Invece tu ti chiami? Salvo Marino. E che ruolo fai? Io gioco a centrocampo, l'attacco a destra, alcune volte gioco in difesa. Chi ha fatto più gol in questa squadra? Tu come ti chiami?
Marco Interisano. Hai fatto gol? No. Però l'importante era partecipare, no? Sì. Chi è che ha fatto gol? Noi tre. I goleadori ufficiali della squadra. In bocca al lupo per la stagione. Insomma, come potete immaginare, questa era la vera atmosfera che regnava nel trofeo di Natale, in quel di Mascalucia e a Torre del Grifo. Abbiamo parlato della Ionia Riposto e mi hai pure detto che insomma, è una bella società. È una bella realtà. È una bella realtà. Da 2 anni che ha fatto l'affiliazione, ha fatto, oltre ai risultati tecnici, ma anche sul piano educativo, è una delle migliori scuole calcio che Stanno abbiamo. rigando dritto, come Sì, si suol sì, dire, sì. questo è importantissimo. Volevo salutare anche un altro tecnico della squadra Uliveto di Pachino, parliamo di Luciano Gianni. Ciao Luciano. E abbiamo fatto venire anche 2 giovani pulcini della società, si sono comportati molto bene, hanno vinto, hanno anche insomma, la medaglietta. Abbiamo Paolo, se non sbaglio, no? E Giampaolo. Mio figlio. Ecco, li ho indovinati i nomi. Luciano, fai parte di questa bella struttura di Pachino. Un pensiero, un giudizio su questo torneo, su questa esperienza a Mascalucia e a Torre del Grifo? Io posso dire che l'esperienza di questo torneo è stata fantastica. Tra l'altro noi partecipiamo a tutti i tornei a cui qualcuno ci invita, siamo andati a Capomilazzo, siamo andati a Taormina, Insomma, li fate viaggiare giriamo spesso, anche ragazzi, perché i genitori collaborano. Io purtroppo ho il compito di occuparmi dei baby goal e mi ricordo Che è loro un'altra pulcini categoria e sono i più piccolissimi. piccoli e quindi mi ricordo loro quando erano baby goal e adesso cosa fanno in campo, cioè vedere un bimbo che tu togli alla PlayStation e lo fai, lo Stare lo fai stare in campo, lo fai socializzare con gli altri, che molte volte la TV toglie questo spazio diciamo, alle vecchie abitudini, quando noi giocavamo per strada. È vero. E poi vederle fare, Anche con la vedergli scomparsa fare degli oratori, gli schemi tra che il l'altro, mister Tony gli insegna, vederli fare i passaggi, cioè, è qualcosa di spettacolare che solo certe sensazioni te le danno solo i bambini, quindi non è possibile. È vero. Dimmi. Questa è la cosa Sì, è che vero, trasmettono è vero. ai ragazzi. È vero, Vedete, non è facile, cioè io ne conosco tantissimi e certe volte, ecco, già nell'espressione, nel viso si vede la solarità vostra, e vi faccio i miei Noi complimenti. cerchiamo di fare quello che noi non abbiamo avuto. E vi Questa faccio è i complimenti. perché tra l'altro ci conoscevamo pure prima, abbiamo fatto questo percorso insieme con gli altri, abbiamo giocato insieme, siamo coetanei, quindi stiamo cercando di mettere in atto quello che noi non abbiamo avuto dagli altri. State facendo un ottimo lavoro. Sebastiano, ma l'amministrazione comunale di Pachino vi viene incontro, vi dà un supporto? Perché giustamente qui il Presidente parlava di insomma, finanziamenti, agevolazioni da parte della Regione che non arrivano, o quantomeno se arrivano sono talmente limitati quasi nulla. Ma in questo caso, nel vostro piccolo, nella vostra piccola amministrazione di Pachino, insomma, vi danno una mano d'aiuto oppure vivete di sovvenzioni assolutamente privati? Ma guarda, noi viviamo principalmente di cose private, diciamo, perché il comune purtroppo è un po'... langue. Sì, esatto. Non vi Perciò dà. ci dà quello che ci può minimo. dare, diciamo, il minimo che, cioè il minimo indispensabile lui ci dà. Va bene. Poi Sicuramente